Io partirei, se il direttore è d'accordo. Siamo 74-75 persone collegate, quindi direi che possiamo partire. Benvenuti a tutti a questo consueto secondo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto, che è dedicato alle previsioni vendemmiali, quindi a fare delle previsioni su quello che sarà l'andamento della vendemmia che sta iniziando in questi giorni nella regione Veneto, previsioni vendemmiali che non riguardano solamente la nostra regione, ma avremmo anche delle indicazioni di quello che sta succedendo nelle altre regioni, nelle principali regioni produttive vitivinicole italiane, e nonché in altre regioni della Francia e della Spagna, che poi vedremo non in collegamento diretto ma registrato, ma insomma con colleghi delle altre regioni che sono comunque anche collegati oggi. Secondo appuntamento di questo incontro, che è coorganizzato dalla Regione Veneto, Veneto Agricoltura, in un team che è ormai collaudato e che vede anche la presenza ovviamente di Avepa, ARPAV del CREA di Conegliano. Do la parola per i saluti, i consueti saluti istituzionali al nostro direttore di Veneto Agricoltura, il dottor Nicola Dell'Acqua, per appunto un indirizzo di saluto, e poi proseguiamo appunto con i saluti. Prego, direttore. Grazie Alessandra, vi rubo veramente i soliti 30 secondi, ma Non si Direttore, sente abbiamo, bene. una cosa a cui ci teniamo perché il ringraziamento. abbiamo un piccolo Mi problema di sentite? connessione. Un secondo Mm. solo. Sì, è andata via la connessione, sa, un secondo solo. A un punto magari dove c'è una connessione migliore, se no riproviamo. Beh, se mi sentite, se no era solo per ringraziare tutti e Si sente basta. Se adesso. non riuscite a sentirmi. Ah no, ti sentiamo adesso, pare sia ripartita la connessione. Prova. No, se no, guardate, era solo veramente per ringraziare tutti, quindi grazie per il lavoro svolto. Il lavoro, come vedrete, che trovate anche sul sito di Veneto Agricoltura, è sempre più dettagliato e i dati sono sempre più interpretati in maniera precisa, ma è chiaro perché sono queste cose che vanno avanti nel tempo e che solo l'esperienza ci fa fare. Quindi grazie a tutti, grazie al CREA, grazie a Velasco. Grazie alla Regione Veneto, alle altre regioni del nord-est, delle province autonome, delle regioni autonome che ci hanno aiutato, ad Avepa, e grazie chiaramente al coordinamento dell'assessore Caner, che ringrazio sempre tantissimo, e quindi basta. Io non ho altro da dirvi, mi scuso se il collegamento non è stato ottimo, ma buongiorno a tutti e buon lavoro. Grazie direttore. E ricordo che la presentazione, che il collegamento è registrato, come avete potuto vedere, e che al termine di questo incontro tutti i materiali saranno disponibili, come ricordava il direttore, il dottor Dell'Acqua, saranno disponibili sul sito, sull'home page del sito di Veneto Agricoltura, e la registrazione sarà disponibile su YouTube. Quindi per chi si fosse perso, volesse andare a vedere gli interventi, saranno disponibili sempre sui nostri canali. Do la parola al dottor Riccardo Velasco, che vedo collegato. Mi spiace tutti un po' dalle vacanze, ma il periodo è questo. All'agricoltura, come si dice, no? Non si può comandare, questo è il periodo. E quindi che è direttore appunto della CREA di Conegliano, e che ormai che da anni anche lui appunto fa parte del nostro team di lavoro sul trittico vitivinicolo. Prego, dottor Velasco. Buongiorno a tutti, ovviamente anche da parte mia un ringraziamento al coinvolgimento in questa attività che non solo da Conegliano ma anche da Arezzo e Turi, come vedremo nei collegamenti, è ormai
diciamo un rito molto piacevole, molto ben vissuto da tutti noi, in quanto ci consente la possibilità di avere aggiornamenti e di contribuire agli aggiornamenti che su tutta Italia, in particolare, poi vedremo anche Francia e Spagna, ma in particolare su tutta Italia, consente di fare una prima valutazione di quello che sarà l'annata 2025. Colgo l'occasione un attimo per salutare il direttore dell'acqua. Nicola, è sempre un piacere vederti, anche se purtroppo da remoto, lo stesso l'assessore Caner, che saluto dalle Dolomiti, così che, visto che siamo in area olimpica, sono venuto a dare un'occhiata che tutto vada bene. E per quanto riguarda il discorso appunto delle produzioni, come non anticipo niente, anche se ho avuto la fortuna ovviamente di vedere i video prima di tutti e diciamo c'è dell'ottimismo, dell'ottimismo dopo le annate 23-24 che hanno avuto appunto un po' in tutta Italia i dati della peronospora, che è stato veramente devastante. Quest'anno finalmente abbiamo avuto un'annata molto, molto buona, anche con picchi di eccellenza, con regolarità climatiche e momenti, vedrete appunto nei video, particolarmente soddisfacenti. Per cui vi lascio appunto alla visione, alla degustazione di quello che è appunto una primizia, e per poi appunto commentare insieme a voi tra una mezz'oretta, se non sbaglio, dura il video, i primi risultati. Colgo di nuovo l'occasione per salutare tutti e buon ascolto. Grazie, e come si dice adesso, ha spoilerato qualcosa dei contenuti del video, poco, anche perché dopo appunto spetterà al dottor Velasco, ovviamente insieme a chi ci sta seguendo, se avrà qualcosa da aggiungere, appunto di commentare un po' questo video sull'andamento nelle altre regioni viticole. Dopo alla fine ci concentreremo sulla nostra, sul Veneto, sempre con l'aiuto del CREA ovviamente. Lascio la parola per chiudere al nostro assessore, all'assessore Federico Caner, assessore all'agricoltura della nostra regione, della regione Veneto. Prego, assessore. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate, mi sentite bene? Sì, Sì. bene, perché anch'io è l'ultimo giorno di vacanza, poi da oggi diciamo operativi, e spero che Velasco, che è stato nelle Dolomiti, non nelle altre Dolomiti, questo per fare un po' di promozione territoriale. Ovviamente saluto tutti i tecnici di Veneto Agricoltura, in particolare il direttore dell'acqua, e ovviamente tutti coloro che ci stanno ascoltando, gli ospiti, i relatori, anche delle altre regioni, perché come abbiamo detto ormai questo è un appuntamento importante non solo per il Veneto. I relatori che mi seguiranno spiegheranno quali sono le prospettive diciamo per il 2000, per questa vendemmia, e quindi non voglio spoilerare anch'io un po' di dati, però insomma mi limito a dire che comunque insomma da quello che abbiamo visto, nonostante sia stata una stagione seppur caratterizzata da temperature sopra la media, ma anche da molta piovosità, almeno localmente in certi casi anche abbondante e prolungata, qualche grandinata, forse meno di qualche degli anni scorsi, però insomma ha avuto un decoroso, come si può dire, una decorosa gestione del vigneto, tale per dire che insomma in termini di quantità e di qualità penso di poter dire, dopo lo diranno meglio di me chi interverrà, insomma comunque è una stagione molto positiva. Segnalo solo che al fine di tutelare un po' la salubrità delle uve è stato adottato un provvedimento che consente l'abbassamento di 0,5 gradi del titolo alcolimetrico per permettere, diciamo, quello che è l'anticipo di vendemmia di alcune varietà precoci, di alcuni disciplinari di produzione. Infatti sappiamo che per certe tipologie siamo già in vendemmia adesso. Quello che desta un po' di preoccupazione è un po' la situazione ovviamente internazionale legata ai dazi americani. Abbiamo visto proprio in questi giorni, oggi praticamente, che insomma è stata confermata la tassazione al 15%, se non vado errato, almeno sentivo
stamattina, mentre mi pare che siano stati, come si può dire, salvati alcune altre produzioni, tra cui il grana padano, insomma, bene per il settore zootecnico, e invece per il settore vitivinicolo, insomma, un po' di preoccupazione c'è, ma insomma sono anche convinto che da questo punto di vista i nostri produttori, sia veneti ma non solo, siano capaci di assorbire questo aumento, insomma, legato ai dazi. In ogni caso adesso ascolteremo quali sono le prospettive produttive ovviamente di questa campagna, anche se appunto in questo scenario il rischio di un eccesso di offerta e quindi conseguentemente conseguente calo diciamo dei prezzi ci può essere, ed è per questo motivo che insomma guardiamo con attenzione anche quello che è il pacchetto vino dell'Unione Europea, questo pacchetto vino che interviene in 3 tipologie in particolare. Uno cerca di affrontare il problema del surplus dell'offerta con la proroga da 3 a 8 anni della durata delle autorizzazioni, e l'altro favorire l'adeguamento un po' dei vini alle nuove tendenze sui consumi. Ricordiamo che qui appunto il tema della regolamentazione sui vini a basso tenore alcolico, e l'ultimo è il rafforzamento di alcune misure di gestione dell'offerta, della promozione turismo, quindi della proroga da 3 a 5 anni delle misure di promozione verso i paesi terzi. Queste insomma sono un po' le 3 misure del pacchetto europeo, pacchetto vino dell'Unione Europea, che insomma speriamo ci aiuti a contrastare quello che può essere appunto questa situazione relativa ai dazi, insomma, che ci può mettere un po' in difficoltà, seppur solo nel mercato americano. Insomma, poi ricordiamoci che ci sono altri mercati, anzi io esorto sempre i vari produttori a cercare nuovi mercati che ci sono e che ci possono dare grandi soddisfazioni, anche per, così come si può dire, cercare di gestire meglio quello che è il rischio, quindi avere un portafoglio da questo punto di vista più omogeneo. Ecco, nel dire questo mi scuso anche un po' essere stato un po' lungo, però vi ringrazio dell'appuntamento, ringrazio tutti coloro che ci stanno ascoltando, i relatori e ovviamente gli organizzatori, quindi tutta Veneto Agricoltura con i suoi dipendenti. Grazie e buona giornata. Grazie Assessore da parte di tutti. Ci ha dato, come sa, il terzo incontro del trittico vitivinicolo è incentrato appunto sugli aspetti di commercializzazione e marketing. Magari quest'anno appunto al terzo incontro, che solitamente è a dicembre o primissimi di gennaio, magari vedremo di approfondire gli aspetti legati al pacchetto vino, alla questione di dazi, magari cercando di essere un po' anche in questo caso di supporto al nostro mondo produttivo, insomma, che è una filiera di assoluta rilevanza in ambito regionale. Passiamo allora adesso al video che raccoglie gli interventi di diversi portatori di interesse nelle aree sia nazionali che appunto di Francia e Spagna, e che abbiamo sentito in questi ultimi giorni, che ringrazio se sono collegati, perché non vedo tutti i collegamenti, tutti i nomi, che ringrazio se si sono collegati, proprio perché hanno ormai da anni questa pazienza di seguirci e di preparare questi contributi proprio all'ultimo momento, perché siamo ovviamente sempre just in time, no? Con le indicazioni, con i dati, con le previsioni. E nello specifico vedremo appunto nel video per la regione Piemonte il referente di AIS, l'Associazione Italiana Sommelier Regione Piemonte, Mauro Carosso, Lorenzo Craveri di ERSAF Regione Lombardia, Matteo Mora, Cantine Riunite per l'Emilia Romagna, Paolo Storchi del CREA Viticoltura Arezzo per la Toscana, Gianvito Masi del CREA Viticoltura Turi di Bari per quanto riguarda la Puglia, Antonio Sparacio dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio della Sicilia, Fabio Piccoli di Wine Meridian per la Francia, e Georges Jaramillo, che sono sempre appunto i nostri habitué, che è un giornalista che segue proprio il comparto vitivinicolo nello specifico per quanto riguarda la Spagna. Vi lascio questo video, dura mezz'oretta, però è molto diciamo,
fruibile, è molto smart e si segue con molta agevolezza. Quindi vi lascio il video e poi ci rivediamo con il dottor Velasco per le prime considerazioni su quanto accade nel resto d'Europa. Buongiorno a tutti da Monforte, zona di elezione della Langa per il Nebbiolo e soprattutto per il Barolo. Allora, qualche previsione vendemmiale in Piemonte appunto per quest'annata che si prevede assolutamente importante e in alcune zone eccellente. Partendo dal nord, il Canavese, la vendemmia per l'erbaluce, soprattutto per la tipologia spumante, è già iniziata in alcune zone o comunque inizierà nei prossimi giorni, mentre per il vino fermo si prevede i primi giorni di settembre. Il Canavese è stato in alcune zone toccato dalla grandine, ma sono state zone molto limitate. Continuando nell'alto cosiddetto Piemonte, quindi le province del VCO e Vercelli, Novara, per quanto riguarda la produzione del classico nebbiolo di Ghemme, Gattinara e denominazioni collegate, anche lì la situazione è ottima, al di là delle grandinate che ci sono state, ma sempre lì in superficie abbastanza ridotte. La vendemmia del Nebbiolo è una vendemmia che si prevede classica, con un'uva di qualità, un'uva decisamente molto bella, e parliamo anche lì intorno a fine settembre, i primi di ottobre. Venendo in Langa, appunto, dove ci troviamo, siamo in una situazione favorevole, le uve sono in una sanità eccezionale, le piogge abbondanti in primavera e anche, diciamo, quella che è stata la situazione climatica che ha recuperato molto dalle annate precedenti, dà un grande significato alla vite in questo momento, perché vegeta ed è rigogliosa e soprattutto non è in sofferenza, nonostante il caldo di questi ultimi giorni. Allora, in Alta Langa, nelle zone più basse, hanno già iniziato la vendemmia del Pinot Nero per la base spumante, si passerà al dolcetto per passare poi alle barbere e per concludere col Nebbiolo, anche qui con una vendemmia classica assolutamente dopo la metà di settembre, per nelle zone più alte anche arrivare ai primi di ottobre. Per quanto riguarda il Monferrato, la zona della Barbera che nelle annate precedenti, nelle annate scorse ha subito una criticità forte per la siccità, per la carenza d'acqua, siamo in una situazione ottimale, le uve sono anche lì molto sane e la Barbera nelle zone classiche la vendemmia è prevista dopo la metà di settembre. Concludendo, nel Basso Monferrato, quindi la zona del Gavi, del Timorasso, zone di bianchi, di grandi bianchi, anche qui si prevede una vendemmia eccezionale, soprattutto nel Gavi la qualità dell'uva è molto bella, e ce n'è anche la giusta proporzione, non c'è abbondanza, non c'è neanche bisogno di particolari diradamenti. La prossima settimana, quindi fine mese di agosto, i primi di settembre, inizierà la vendemmia, prima per le uve a base spumante, ma poi soprattutto per il Gavi fermo. Una settimana prima, nella zona del Timorasso, tradizionalmente anticipo un po' per la tipologia del territorio, anche lì uve Timorasso di grande qualità che fanno sperare in un'ottima vendemmia. Grazie dell'attenzione. Buongiorno, sono Lorenzo Craveri di ERSAF, Regione Lombardia. Oggi cerco di fare con voi il punto della situazione del vigneto lombardo nel 2025. Allora, oggi mi trovo non nel cosiddetto solito vigneto valtellinese, quindi non mi trovo in mezzo ai nebbioli, ma mi trovo in mezzo al Moscato di Scanzo. Il Moscato di Scanzo è una produzione tipica della provincia di Bergamo, è un bianco molto aromatico e diciamo, da meditazione, un ottimo prodotto, sicuramente un prodotto di nicchia. Dalle mie condizioni, diciamo, di salute capite come in realtà mi trovi in un vigneto e le temperature siano in questo momento, cioè a metà di agosto, estremamente elevate. Questa fase del mese di agosto è, per così dire, la seconda ondata di caldo di tutta l'estate 2025. La prima l'abbiamo avuta nel mese di giugno e si è conclusa all'inizio di luglio, poi abbiamo avuto un luglio estremamente fresco, in alcuni tratti diciamo sotto la norma, e questo ha influito positivamente sulla qualità e sugli aromi di tutti i vigneti, per così dire, in Lombardia. E in realtà adesso questo gran caldo che è iniziato a partire, diciamo, dal 5-7 di agosto sicuramente avrà un'influenza negativa, per cui potrebbe, diciamo, far diminuire leggermente la qualità dei prodotti del vigneto lombardo in generale. Allora, vigneti lombardo in generale che in realtà rispetto al 2024 ha avuto meno problematiche, nel senso che
Nel 2024 in alcune zone la presenza di peronospora e in parte di oidio aveva fatto, per così dire, dei disastri, cosa che quest'anno non è avvenuto. Abbiamo avuto un buon approvvigionamento idrico, precipitazioni abbastanza continue, tranne appunto in quella fase della fine del mese di fine giugno, però il controllo della peronospora è stato, direi in tutti gli areali, i tecnici mi segnalano, buono o molto buono. Quindi da quel punto di vista non abbiamo un problema particolare da un punto di vista degli attacchi fungini. Altre problematiche diciamo fitosanitarie particolari, è ancora presente la flavescenza, qua e là è presente il mal dell'esca, senza però particolari recrudescenze. Mi segnalano il ragnetto giallo, in particolare in Oltrepo, mi segnalano cicaline anche sempre in Oltrepo con delle presenze molto, molto significative, e poi sempre in Oltrepo mi segnalano la presenza di tignoletta, la seconda generazione di tignoletta, che ha fatto danni e che quindi potrebbe essere predisponente per attacchi di Botrytis cinerea tra la fine di agosto, diciamo, e il mese di settembre. Le rese complessivamente sono buone, in alcuni casi superiori rispetto alla media, in particolare in Oltrepo, ad esempio, avremo delle produzioni migliori, ma rispetto alla media e anche rispetto al 2024, perché il 2024 era stata un'annata pessima o sicuramente non da ricordare. Negli altri areali, diciamo, bresciana, quindi Franciacorta e Lugana, e in Valtellina le produzioni saranno sostanzialmente in linea, o forse in Valtellina anche leggermente inferiori rispetto alla media. Qualcuno mi segnala la presenza di popilia qua e là, in particolare in Valtellina, però per ora i danni sono, direi, complessivamente limitati. Come vi dicevo, la qualità fino a quest'inizio di gran caldo era tra l'ottimo e l'eccezionale. Sicuramente questa data di caldo potrebbe dare qualche problema. Sulla quantità, bene o male, le quantità sono fatte e sono come vi ho riferito. Altri particolari segnalazioni di altre particolari problematiche emergenti non ce ne sono. Direi che l'unica zona dove abbiamo una buona presenza di biologico è la zona di Brescia, in particolare nel Franciacorta, dove una significativa presenza di biologico si ha anche, diciamo, in questi anni, anche se non è in particolare espansione, mentre conta, tra virgolette, poco in Oltrepo Pavese e in Valtellina. Altri particolari segnalazioni, appunto, a parte questo gran caldo che ci sta assillando in questa fase centrale del mese, non ho da segnalarvi e direi che ci possiamo vedere l'anno prossimo. Grazie. Buongiorno dall'Emilia, dall'areale dei Lambruschi. Abbiamo avuto un fine 2024 caratterizzato da un autunno ed un inverno particolarmente piovosi. Questa piovosità si è poi mantenuta anche all'inizio della primavera del 2025. All'epoca del germogliamento, quindi un'elevata disponibilità idrica, ha fatto sì che il germogliamento fosse piuttosto omogeneo ed abbondante su tutte le varietà, e questo lasciava un po' ben sperare per quella che poteva essere la produzione attesa. Tuttavia queste condizioni si sono protratte lungo la stagione fino alla fioritura, trasformandosi in condizioni di asfissia e talvolta di ristagno. Per questo la fioritura poi è stata sì veloce, compatta, tuttavia nella fase del legagione abbiamo avuto diverse perdite, causa una cascola abbondante, in special modo su determinate varietà, per esempio l'uva ancellotta, e questo ha ridimensionato parecchio quelle che erano le nostre attese di produzione. Nel mese di giugno, nella fase del legagione, poi questa situazione di compattamento e umidità si è trasformata molto velocemente in una situazione di stress termico e idrico. Le temperature sono state molto elevate rispetto alle medie stagionali, abbiamo avuto condizioni appunto di stress, e questo ha caratterizzato anche acini di una ridotta dimensione. A questo punto siamo ormai al mese di agosto. Per fortuna le temperature medie sembrano temporaneamente essersi un po' stabilizzati in condizioni che sembrano ideali per la maturazione, ma nel momento in cui faccio questo video prevedono per i prossimi giorni di nuovo temperature molto alte. Tuttavia, grazie a numerosi interventi irrigui, si è riusciti a mantenere
la vite in salute, e per quest'anno ci attendiamo una produzione che sia leggermente inferiore a quella dello scorso anno. Abbiamo soprattutto su Ancellotta prevediamo un calo un po' più consistente, e sull'area del Pignoletto. Questo perché sono avvenute un paio di grandinate, di eventi grandinigeni piuttosto ampi, vasti come zona, per cui riteniamo che questo andrà ad influire poi sulla produzione finale. Dal punto di vista delle avversità, la scarsità di piogge nella fase più critica, quella della fioritura, quindi fine maggio e giugno, ha fatto sì che le uve siano particolarmente sane e non vi siano state particolari avversità problematiche in questo anno 2025. Forse possiamo far menzione della Lobesia, dove abbiamo avuto attacchi che non si vedevano da anni, tuttavia da noi è abbastanza endemica, per cui siamo abituati a difenderci da questa avversità. I trattamenti sono stati efficaci, per cui in base a quello che abbiamo visto l'uva appare molto sana, per cui ci attendiamo sicuramente un'annata di grande qualità. Un'altra nota sicuramente che non dobbiamo dimenticare e per la quale probabilmente questa annata verrà ricordata è il forte anticipo. Già la fioritura aveva quantomeno una settimana di anticipo rispetto al 2024. Con l'avanzare della stagione poi questo anticipo è via via aumentato. Certamente inizieremo la vendemmia delle uve rosse nel mese di agosto, ma forse sarà così in anticipo da stabilire probabilmente un record per quello che riguarda almeno gli ultimi 20 anni. Buongiorno dalla Toscana. I mesi invernali quest'anno sono stati particolarmente piovosi e le piogge si sono protratte fino a tutto il mese di maggio. Le temperature però sono risultate abbastanza elevate, tanto che si sono registrati valori termici medi tra i più alti negli ultimi 70 anni. In conseguenza il germogliamento delle piante e la fioritura sono avvenute abbastanza precocemente. In seguito invece abbiamo avuto un periodo asciutto con temperature alte, in particolare nel mese di giugno con una prima lunga ondata di caldo che ha ritardato in qualche modo anche l'invaiatura. Successivamente si sono registrate alcune piogge e nuovamente un'altra ondata di calore dai primi giorni di agosto fino al momento attuale. In generale si sono avute infezioni di peronospora, soprattutto nel periodo iniziale della fioritura, il che ha costretto le aziende a intervenire prontamente, anche sulla base delle esperienze degli ultimi 2 anni. In generale però l'annata dal punto di vista fitoiatrico non ha evidenziato particolari problematiche, anche se negli ultimi giorni si stanno registrando attacchi in alcuni territori da parte di Tignola e Tignoletta. E per quanto riguarda l'invaiatura è avvenuta più o meno nella media rispetto agli ultimi anni e si stanno registrando in molte zone ormai uve quasi pronte alla vendemmia. Dal punto di vista quantitativo la produzione di questa annata sarà leggermente inferiore rispetto al 2024, ma nella media degli ultimi 10 anni. E si sta ormai iniziando la vendemmia delle varietà più precoci, mentre per il Sangiovese, che rappresenta oltre l'80% della produzione regionale, si andrà ad iniziare con i primi giorni di settembre sulla costa per terminare alla fine del mese nelle zone più interne. La qualità al momento è buona, ma naturalmente saranno le prossime giornate a determinare il livello qualitativo finale delle uve. E direi, ecco, per quanto riguarda la Toscana, queste sono le principali informazioni che abbiamo al momento, con una quantità quindi in leggera riduzione ed una qualità che si prospetta di buon livello. Salve a tutti, sono Gianvito Masi per la Puglia. L'andamento climatico quest'anno per quanto riguarda le precipitazioni ha comportato 270 mm circa di pioggia nella zona del Salento, Manduria, anche 350 mm di pioggia in agro di Gioia del Colle, 300 mm nella zona Castel del Monte e 215 mm nella zona del Foggiano. Diciamo che le precipitazioni sono più o meno nella norma, anche se nei mesi di giugno e luglio c'è stata quasi per niente pioggia. Per quanto riguarda le temperature, anche queste sono state nella norma,
anche se nell'ultima decade di luglio ci sono stati diversi giorni in cui la temperatura ha superato i 40 gradi, soprattutto nelle zone interne. Relativamente alle temperature minime, ci sono state un paio di gelate, uno il 19 marzo e l'altra il 7-8 aprile, che hanno comportato qualche problemino alle varietà a germogliamento precoce tipo il Chardonnay, il Sangiovese, i Lambruschi e così via. Però a macchia di leopardo senza grossi problemi. L'andamento sanitario diciamo che è stato abbastanza buono, tranne qualche piccolo problemino all'inizio relativamente alla peronospora, che comunque è stato ben controllato, anche sporadicamente qualche attacco di oidi, soprattutto per le varietà più sensibili quali Aglianico e Nero di Troia. Per il resto diciamo che ci auguriamo che agosto e settembre abbiano delle temperature, delle precipitazioni nella norma, in maniera tale da evitarci problemi di siccità, problemi di scottature e marciumi. Per quanto riguarda l'andamento qualitativo, a livello qualitativo l'uva è ottima, a livello quantitativo abbiamo un 15-20% in più a seconda delle varietà, c'è sicuramente più primitivo, un po' meno negramaro, lo stesso un 15-20% in più per quanto riguarda il Nero di Troia. Per quanto riguarda sempre a livello sanitario, la tignoletta ha dato pochi problemi e ora stiamo ben attenti a prevenire attacchi di tignola rigata e di cicalina libica. Relativamente all'inizio vendemmia, diciamo che a seconda del comprensorio, che l'impianto sia irriguo o meno o dell'età del vigneto, può variare leggermente. Comunque diciamo che c'è una precocità di una settimana, soprattutto nella zona del Foggiano. Nella zona del Salento pochi giorni prima, ma è quasi ordinario, mentre nelle zone più collinari, tipo quella di Gioia del Colle e di Castel del Monte, siamo nella norma, se non con qualche giorno di ritardo. Praticamente abbiamo visto che le vendemmie base spumante nella zona del Salento e nella zona del Foggiano sono state fatte a cavallo di fine luglio, primissimi di agosto, mentre ora 8 agosto inizieranno nella zona del Castel del Monte e del Gioia del Colle. Relativamente alla situazione del biologico, possiamo dire che negli ultimi 10 anni la superficie si è raddoppiata. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un aumento di 2169 ettari in conduzione bio e gli ettari totali sono 21.400. Operano 96 cantine con 350.000 ettolitri di vino ed rappresenta il 15% della produzione nazionale in bio. Inoltre si sta curando anche molto il packaging. Salve a tutti. Buongiorno a tutti. La situazione in Sicilia per quanto riguarda l'andamento climatico, abbiamo avuto un inverno con piovosità superiori rispetto a quelle delle ultime 2 annate. E nelle province di Trapani, anche se non in maniera diffusa, si sono avuti dal 1 settembre fino ad oggi incrementi del 30-35% di pioggia, nel Siracusano un più 40-45% e in alcune areali proprio nel Siracusano con piogge cumulate di oltre 800 mm. Nella provincia di Palermo e sull'Etna le piogge sono state nella media. Mentre nell'Agrigentina e Ragusano si sono registrati valori minori della piovosità. Le temperature autunno-verniere sono rimaste nella media e la primavera è stata anche abbastanza fresca, intervallata da alcuni eventi piovosi significativi, come quelli che si sono verificati nella seconda decade di maggio. I mesi di giugno, luglio e l'inizio anche di agosto fino al 15 di agosto sono stati abbastanza miti e solo in qualche giornata fortunatamente si sono registrate temperature oltre i 35 gradi. Questa situazione climatica ha favorito un ottimo sviluppo
sviluppo vegetativo delle piante, con produzione equilibrata e che ci aspettiamo essere in linea con quella della vendemmia del 2022, fermo restando che gli eventi piovosi di maggio hanno provocato attacchi peronosporici, soprattutto nella forma larvata, che si sono registrati in alcune areali della provincia di Trapani e nella Sicilia sud-orientale, interessando principalmente varietà un po' più sensibili tipo il grillo e il nero d'avola, con decrementi produttivi che noi abbiamo stimato essere per queste varietà intorno al 15-20%. Stiamo registrando inoltre degli attacchi generalizzati, anche in alcuni casi molto massicci, di cicaline in tutta la regione tranne nella zona etnea. L'effetto di delle temperature più fresche, delle ottime escursioni termiche, stanno favorendo delle maturazioni che avvengono in maniera molto lenta, con produzione che non sta risentendo ovviamente né di stress termici, neanche per fortuna di stress idrici, come invece era avvenuto nella passata vendemmia. Una situazione che ci fa ben sperare dal punto di vista quantitativo e anche qualitativo, e oggi le uve sono sanitariamente a posto, quindi sane, di qualità anche eccellente, con ottimo rapporto buccia-polpa. E la vendemmia è già iniziata nelle zone più precoci a fine luglio con Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay, Moscato Bianco, e con le uve sia destinate alle basi spumanti e con mostri che evidenziano anche un buon equilibrio acidico. Quindi in questo momento che già siamo anche in piena vendemmia nelle zone un po' più della zona della provincia di Trapani, Agrigento, ci aspettiamo vini con ottima finezza aromatica, freschi e anche longevi. E per i rossi ci aspettiamo la stessa cosa, soprattutto per quanto riguarda la morbidezza dei tannini e il colore, dato che le maturazioni stanno avvenendo abbastanza lentamente e le piante sono in ottimo stato vegetativo. Per la zona etnea prevediamo un inizio di vendemmia nella prima decade di settembre con uve ad oggi anch'esse di ottima qualità. Quanto abbiamo detto si può anche estendere alla viticoltura biologica siciliana. La Sicilia ha oltre 32.000 ettari di vigneto in biologico, rappresenta il 24,7% della superficie d'uva biologica nazionale ed è anche la regione italiana con maggiore superficie vitata biologica. A livello regionale la superficie biologica incide per il 34%. Anche la produzione di vino biologico con 426.522 ettolitri di vino che si è avuta nel 2023 ed ha un'incidenza questo del 21,6% a livello nazionale ed è una regione più rappresentativa per quanto riguarda la produzione di vino biologico. In questi giorni la vendemmia è entrata in piena diffusione e sta andando con i vini bianchi, con le uve bianche, e fra qualche settimana, 1 o 2 settimane, attendiamo l'inizio anche della vendemmia per le uve rosse e speriamo bene per l'andamento climatico. Grazie. Buongiorno a tutti. Prima di addentrarci su quelle che sono le previsioni vendemmiali in Francia per questo 2025, è bene inserire questi dati in quale contesto economico di mercato si svilupperà questa vendemmia 2025 in Francia. Anche la Francia del vino, come tutti, se vogliamo, i grandi territori del vino produttivi a livello mondiale, sta in qualche modo confrontandosi con una crisi anche di mercato importante. Gli ultimi dati ci raccontano di un forte calo delle vendite nella grande distribuzione francese. Parliamo di una perdita notevole dei vini fermi, in particolare dei vini rossi, che hanno perso in questi ultimi 3 anni più del 13% in volume e circa l'8% in valore. Tengono di più i vini bianchi, che hanno registrato una certa stabilità in termini di volume, un aumento in valore del 4%, e una notazione anche va fatta sullo champagne, che rappresenta, è bene ricordarlo, il 40% del valore
valore delle vendite nella grande distribuzione francese, che però nell'ultimo triennio hanno perso circa il 12% in valore. Ma se veniamo agli ultimi dati vendemmiali, le previsioni vendemmiali fornite dal Ministero dell'Agricoltura francese, si evidenzia una vendemmia 2025 all'insegna dell'aumento di circa il 14%, un aumento importante se lo confrontiamo con il 2024, e fu una delle vendemmie più scarse degli ultimi 30 anni in Francia, ma comunque rappresenta sempre un calo del 4% se lo raffrontiamo alla media degli ultimi 5 anni. Quell'aumento del 2025 però appare abbastanza paradossale se consideriamo che la Francia del vino, i territori produttivi hanno perso circa un 20.000 ettari dovuti all'estirpazione, soprattutto a Bordeaux e nella Languedoc-Roussillon. Eppure sia a Bordeaux che nella Languedoc registriamo aumenti importanti, nonostante appunto questo dato di estirpazione così rilevante. Questo testimonia un andamento anche stagionale molto positivo, dettato in particolare da un'estate secca e calda che ha impedito lo svilupparsi di fitopatie, a partire dalla peronospora, che invece nel 2024 aveva decisamente ridotto e impattato fortemente sull'andamento produttivo di quasi tutti i territori produttivi francesi, a partire dalla Borgogna e dello Jura, che invece in questo 2025 stanno godendo di un andamento stagionale positivo che porterà aumenti produttivi, e questo vale un po' per tutti i territori produttivi della Francia, forse ad eccezione del Beaujolais, dove anche quest'anno la peronospora si è fatta sentire assieme ad altri fenomeni grandiligeni che in maniera abbastanza così forte hanno comunque impattato anche in qualche altro territorio francese. Quindi che dire in conclusione? Questa vendemmia 2025 si prospetta per la Francia appunto con un aumento, e considerando la fase commerciale non certo facile nemmeno per il grande continente transalpino, è indubbio che anche per loro significherà ulteriormente investire nella qualificazione del loro prodotto, perché i processi di premiumizzazione in effetti sembrano proseguire, ed è la speranza che hanno tutti i grandi paesi produttori, a partire ovviamente dal nostro paese. Quindi a me non resta che fare un augurio di un'ottima vendemmia e soprattutto una capacità commerciale di mercato sempre più dinamica, al fine di garantirci una sostenibilità economica per le nostre imprese. Grazie per l'attenzione. Hola amigos de Agricultura, de Véneto Agricultura, un saludo desde España y desde Castilla-La Mancha, ya sabéis, la región con más superficie de viñedo de nuestro país. Las previsiones de vendimia en este momento siguen muy abiertas, el dato más exacto o más próximo a lo que pueda ser la campaña lo ha dado hace unos días la agrupación de cooperativas de la región. En este caso, para Castilla-La Mancha, dicen que a pesar de que hubo una primavera bastante lluviosa, no será una cosecha superior a los 24 millones de hectolitros en la región de Castilla-La Mancha. A nivel nacional también hay una estimación de las cooperativas del país de unos 36-37 millones de hectolitros, pero de momento es la climatología la que tiene la llave de lo que va a ser la producción de este nuevo año. Ha habido tormentas de pedrisco, de granizo en el mes de julio, también en el mes de junio, lluvias intensas, bajada de temperaturas, hay cierto retraso en la maduración de la uva, y en ese sentido la cosecha empezará ya hacia el 10-12 en las variedades más tempranas, en algunas comarcas de regiones como esta, como Castilla-La Mancha, pero todavía con un calendario muy abierto, como decimos, que se irá generalizando seguramente a partir de septiembre. En este momento la calidad de la uva, según inciden los técnicos de las principales bodegas y cooperativas, es bastante sana, bastante buena. No ha habido ataques de polilla, por ejemplo, o también de otras afecciones, y ha habido tratamientos preventivos contra el mildiu. En unas regiones de España, Andalucía, por ejemplo, sí que ha habido algún problema. También incluso en regiones que más al norte no suelen tener este problema de este hongo, también han reclamado más coberturas al seguro agrario
del sistema español porque ha habido más problemas de mildew por esa primavera tan lluviosa que después, con la subida de las temperaturas a partir del mes de agosto, pues generó las condiciones propicias para ese hongo que provoca siempre pérdidas si no se combate de forma preventiva para que no se propague y se extienda. En resumen, en nuestro país en este momento unos 37 millones de hectolitros de vino y mosto, a pesar de la primavera tan lluviosa que dio reservas a la viña y que teóricamente tenía un potencial productivo alto. No se habla de una cosecha grandísima. En este momento también las existencias del cierre de campaña con esa fecha de corte 31 de julio para hacer un cálculo de lo que queda por vender son más bajas que el año pasado, con lo cual las bodegas cooperativas no tienen una excesiva presión en España a la hora de ir marcando a futuro los precios de las operaciones del vino nuevo. Desde luego, sin perder de vista el debate de los aranceles, hay mucha preocupación también en regiones como Castilla-La Mancha, regiones vitivinícolas, y en nuestro país por lo que está pasando en ese escenario de subida de aranceles en un mercado también estratégico para nosotros como es Estados Unidos. Bueno, pues este es el diagnóstico que os podemos avanzar para esta sesión de hoy. Un saludo a todos y gracias por contar con el programa El Campo de la televisión de Castilla-La Mancha y conmigo en particular. Un saludo. Ecco, abbiamo sentito le testimonianze delle altre regioni. Mi pare normale, insomma, che il problema dazi non è sentito solo in Italia, è sentito ovviamente in tutte le regioni, principalmente produttive. La situazione sembra abbastanza, diciamo, in alcuni casi in chiaroscuro, come si suol dire, però abbastanza, insomma, stabile, in linea con gli anni precedenti, insomma, in alcuni casi leggere diminuzioni di produzioni, la previsione in alcuni casi, insomma, stabile, un leggero aumento. Ma lascio la parola al dottor Velasco, che sicuramente che è il nostro esperto, insomma, che quindi ci potrà dare una testimonianza, fare delle considerazioni, diciamo, più tecniche. Prego. Grazie. Allora, per quanto riguarda il discorso che stavo facendo prima, ho concluso parlando di ottimismo. Oggettivamente, rispetto al 23-24, il 25 è un anno decisamente migliore, più ottimista. Se vogliamo trovare, ovviamente, come è giusto che sia, insomma, l'attenzione alle problematiche, sicuramente è stato un po' un fil rouge il problema delle temperature, alte temperature a ondate che non hanno avuto grande effetto in Piemonte, hanno avuto un effetto, stanno avendo un effetto più drammatico in Lombardia, lo hanno avuto un po' in Toscana, nonostante le piogge copiose da gennaio a maggio. Non abbiamo i dati, sono state problematiche soprattutto in Emilia, dove abbiamo visto addirittura problemi di stagnazione. Non abbiamo i dati di Abruzzo e Marche ancora, quindi scendiamo fino in Puglia dove pioggia e temperature sono nella norma e si prevedono aumenti di produzione. Se vogliamo rimandare, come è giusto che sia, al trittico di dicembre i commenti sulla questione economica, come è giusto che sia, il bicchiere, se vogliamo vedere mezzo vuoto, è quello relativo al probabile incremento di produzione e alle scorte che sono molto elevate. Abbiamo cantine con, si parla di 40 milioni di ettolitri ancora disponibili e invenduti, per cui chiaramente un aumento di produzione, fare di nuovo 50 milioni e passa di ettolitri anche quest'anno potrebbe essere ovviamente un problema di smaltimento, di successo nella vendita e di mercato. Tornando appunto agli aspetti viticoli, più prettamente viticoli, a parte le ondate di caldo, possiamo parlare di qualche problemino diffuso di insetti, tignoletta in particolare, qualche volta popilia. Ovviamente per quanto riguarda il nord, quando si parla di Scaphoideus, il problema flavescenza viene immediatamente a galla, anche se devo dire che faccio i miei complimenti ai colleghi del CREA e della Regione Veneto, di Veneto Agricoltura in particolare, che hanno collaborato molto bene per quanto riguarda gli aspetti preventivi
e gli aspetti gestionali della flavescenza che spero, mi auguro, anche nelle altre regioni del nord siano stati di successo come in Veneto, ma devo dire che l'incidenza di questo problema, perfino nelle regioni nelle zone, nelle province più colpite, è decisamente più sotto controllo. Questo è un complimento diffuso da fare a Veneto Agricoltura e ai consorzi e ai produttori che hanno recepito l'allarme e soprattutto i metodi preventivi più che curativi, perché sappiamo benissimo che è molto importante l'estirpo e la gestione dell'insetto, la gestione della diffusione del vettore. Per cui diciamo che per quanto riguarda appunto le problematiche che sono state drammatiche negli anni scorsi, per il nostro soprattutto, fortunatamente quest'anno sono un po' a macchia di leopardo, ma molto contenuti. Quindi ci aspettiamo, visto la Sicilia ha ottimi risultati, ci aspettiamo chiaramente un'ottima produzione che mi auguro appunto le prossime 2 o 3 settimane non compromettono la qualità, perché ci sono tutte le premesse per fare ottimi vini quest'anno. Quindi, ripeto, per quanto mi riguarda, finalmente dopo 2 o 3 anni, un'annata abbastanza ottimista, abbastanza positiva, che ha già cominciato con i Pinot e gli altri basi spumanti a vendemmiare, ha già avuto questa fortuna di probabilmente poter gestire un'uva sana e avere prospettive di ottima qualità. Mi auguro che appunto queste perturbazioni che stanno caratterizzando queste appunto prime giornate post ferragostane si interrompano, non abbiano un seguito soprattutto grandinigeno o diciamo di eccessi di acqua che vadano a compromettere in alcune zone un eccesso appunto di acqua appunto proprio nel momento della vendemmia. Quindi auguri a tutti, ottimo lavoro e sicuramente adesso chiaramente abbiamo intenzionalmente lasciato la ciliegina sulla torta per quanto riguarda Triveneto e Veneto in particolare e quindi vi ringrazio di averci seguito e per quanto riguarda diciamo l'annata conservo e ribadisco questo buon ottimismo in prospettiva del prossimo anno. Bene, bene, grazie dottor Velasco. Quindi insomma speriamo che il tempo ci assista anche proprio per tutta la vendemmia. Allora, prima di passare, proprio come diceva il dottor Velasco, all'analisi sempre del CREA che farà il dottor Marcuzzo sull'andamento nel Veneto e nel nord-est, diamo la parola al dottor Fabio Zecchini dell'Ufficio Climatologia di ARPAV che ci presenta l'andamento meteorologico. Abbiamo visto la prima parte dell'anno, insomma, durante il primo appuntamento del trittico vitivinicolo, quello dedicato, diciamo, più alla parte fenologica, allo sviluppo nella prima parte dell'anno della vite e adesso vediamo come si è evoluta in quest'ultimo periodo la situazione climatica. Prego, dottor Zecchini. Buongiorno a tutti, condivido lo schermo. Ecco qui, Zecchini Fabio, centro meteorologico di Teolo, ARPA Veneto. Andiamo a vedere quello che è stato l'andamento meteorologico degli ultimi mesi in Veneto. Partiamo però prima da quello che è l'andamento delle temperature negli ultimi 70 anni. Vedete intanto la presentazione, giusto? Sì, vediamo, Ok, vediamo perfetto. tutto. Perché? Perché ci dà un'idea di quello che è il contesto di cambiamento climatico e innalzamento delle temperature nel quale ci troviamo. Queste sono le temperature misurate sia dall'ufficio idrografico che dalle stazioni ARPA a partire dal 55. Notiamo come fino alla metà degli anni 80 non si siano registrate variazioni rilevanti, insomma, di temperatura e dagli anni
dalla metà degli anni 80 in poi abbiamo avuto un trend di crescita delle temperature decisamente rilevante, superiore al mezzo grado ogni 10 anni, con gli ultimi 3 anni che sono i più caldi della serie, a partire proprio dall'anno scorso, l'anno più caldo mai registrato finora in Veneto. Andiamo però a vedere questo 2025, prendo come esempio la stazione di Conegliano. La linea nera è la temperatura media misurata e quest'altra invece nera tratteggiata è la normale, diciamo la temperatura media normale. Le aree in rosso, che sono quelle predominanti, sono aree in cui abbiamo avuto temperature più calde della norma, in blu i periodi invece con temperature più basse. Da inizio anno registriamo 3 ondate di calore fino a maggio, una a gennaio, una a inizio marzo e una tra fine aprile e inizio maggio, tutte in grosso modo di breve o media durata. Come eruzioni fredde abbiamo un'eruzione qui verso la metà di febbraio, con l'ultima gelata di Conegliano il 20 febbraio. Altre gelate in pianura si sono avute tra il 19 e tra il 18 e il 20 di marzo. Qualche valore prossimo allo zero l'abbiamo registrato anche l'8 aprile. Non molte stazioni ecco, hanno registrato valori sullo zero, ma probabilmente in alcune aree depresse si è andati su quei valori. Più fresco e perturbato è stato invece il mese di maggio. Andando adesso a vedere invece la stagione estiva, beh, vediamo un mese di giugno molto caldo con 2 ondate di calore, un luglio con diversi impulsi anche freschi e un'altra ondata di calore adesso in agosto. Vediamo più nel dettaglio proprio questo periodo, dividendo la temperatura media in una temperatura minima e massima. Troviamo sempre il confronto con quella che è stata quella che è la normale climatica. Rievidenziamo quindi la quarta e la quinta ondata di calore. La quinta in particolare è stata molto rilevante. Questa mappa dà un po' l'idea della rilevanza di questa ondata di calore. Ecco. Questi cerchi, la dimensione del cerchio indica la durata. Cerchi piccoli, come vediamo qui sul Basso Veneto, indicano una durata sui 3-4 giorni. I cerchi più grandi vuol dire superiore ai 10. Ondata di calore che ha colpito in particolare l'ovest della regione, ma non solo. Giugno in generale è terminato molto caldo, è il secondo giugno più caldo, il primo era stato quello del 2003. In particolare, insomma, questo giugno è molto più caldo per le temperature medie, ma soprattutto per le minime. Decisamente più caldo, quindi anche degli ultimi 4 anni. Proprio nella seconda ondata di giugno, quindi nei primi giorni di luglio, abbiamo avuto diversi record proprio per il periodo. Per le temperature massime il 3, diversi valori sono questi, i record sono quelli segnati in giallo, diversi valori sopra i 36, anche 37 gradi. Il 4 luglio invece, la mattina dopo, delle minime molto elevate sui 24-25 gradi, anche sulla pedemontana, tra Vicenza e Verona. Andiamo poi a vedere luglio, abbiamo avuto 2 periodi freddi intervallati da un periodo grossomodo nella norma. Questo entro la fine della prima decada è interessato in particolare alle temperature minime, mentre quest'altro di fine mese e inizio agosto è interessato alle temperature massime, è stato un periodo più perturbato. Vediamo anche qualche record di freddo che è interessato in particolare l'ovest della regione. Le minime del 9 luglio sono state molto basse proprio in queste stazioni all'estremo ovest della regione, con minime vicine ai 10 gradi, e le massime invece sempre sull'ovest della regione di poco superiori ai 20 a fine mese. Andiamo di nuovo a notare insomma, che le massime di fine luglio sono state più basse rispetto alle minime dell'ondata di calore registrata fra giugno e luglio. L'ultima ondata di calore, quella che si è appena conclusa l'altro ieri, ha interessato in questo caso in particolare le Dolomiti settentrionali, ma anche il settore prealpino, seppur in misura minore, e la pianura orientale.
Anche in questo caso temperature notevoli sono state registrate, tra il 10 e l'11 agosto in particolare. Vediamo massime che sono arrivate anche sui 38-39 gradi e le minime sopra i 25. Questo valore di 26,9 gradi centigradi di gradi Celsius su Conegliano è il secondo più alto mai registrato a livello annuale. Un'analisi dei giorni con temperatura massima oltre 35 gradi centigradi, nelle zone in particolare viticole sono state individuate 28 stazioni, questa è la media di queste 28 stazioni. Il 2025 è quest'anno che vediamo qui in fondo, vediamo che grosso modo è simile a quello che è successo negli scorsi 2 anni e abbiamo registrato un numero di giorni con massimo superiore a 35, circa la metà rispetto a quanto si è registrato nella caldissima estate del 2022. Da notare insomma che non sono tanto le temperature massime che sono salite quanto più le minime. Si è ridotta anche l'escursione termica proprio a causa di questo. Le massime sono state molto basse, insomma, non sono salite eccessivamente grazie all'umidità accumulata anche dalla stagione primaverile, comunque dai mesi di luglio e di maggio, che tendono un po' a smorzare, ecco, la crescita delle temperature massime. Passiamo alle precipitazioni. Questo è un andamento, la linea nera della precipitazione accumulata da ottobre, sempre per la stazione di Conegliano. Notiamo che attualmente, guardando l'anno idrologico, ci troviamo in un surplus, ma comunque nella norma di surplus di precipitazioni, ma ci sono stati dei periodi abbastanza asciutti e molto piovosi, come molto piovoso è stato ottobre, molto asciutto invece novembre. La stagione invernale, grosso modo, nella norma, ma con un periodo di 28 giorni asciutto a febbraio e un altro 19 giorni tra marzo e aprile. Giugno è stato particolarmente secco, se non per un episodio proprio a metà mese, e poi abbiamo avuto un altro periodo asciutto a partire dai primi giorni di agosto che si è concluso l'altro ieri. Ecco più nel dettaglio quindi le precipitazioni, queste barre scure azzurre sono la precipitazione giornaliera accumulata e sullo sfondo giornaliera, sì, e sullo sfondo vedete invece l'accumulata di tutti i giorni consecutivamente. Cosa notiamo? Appunto si evidenzia il mese di giugno che già da fine maggio fino a metà mese ha visto scarse precipitazioni, in particolare anche 10 giorni con totale assenza di piogge, seguiti da una precipitazione sopra i 20 mm, ma poi altri 9 giorni senza piogge e ancora verso la fine del mese un'altra ventina di giorni con precipitazioni scarse. Anche a inizio luglio abbiamo trovato, da metà luglio insomma verso la fine, abbiamo trovato una dozzina di giorni con piogge scarse e poi c'è questo periodo di 17 giorni dalle precipitazioni di inizio agosto fino a quelle che abbiamo registrato, in questo caso è l'altro ieri. Mostro giusto Portogruaro, qui sparisce questa precipitazione che c'era invece a Conegliano sopra ai 100 mm, resta comunque molto piovoso anche maggio, troviamo molto secco di nuovo giugno e poi di nuovo questa fase asciutta in agosto. A livello spaziale, ecco, partiamo da maggio. Maggio è stato generalmente a livello regionale il 10° più piovoso dagli anni 90, ma che ha concluso la 4ª stagione primaverile più piovosa, sempre dagli anni 90. In particolare marzo era stato molto piovoso, anche aprile, grosso modo. Giugno, di contro, molto secco, in particolare nell'ovest della regione, con deficit, anomalie che vanno anche almeno oltre il meno 70% di precipitazioni che sono mancate. Vedete questi macchie a spot sono dei temporali locali che portano una precipitazione che però qui viene conteggiata ma non è utile ai fini irrigui. Infine, il mese di luglio
molto particolare per queste piogge abbondanti che si sono avute sull'area tra Trevigiano e Bellunese, precipitazioni che sono più del doppio, in qualche caso anche il triplo rispetto alla norma, precipitazioni vicine al doppio anche in quest'area del Veronese, però abbiamo di contro una zona del Basso Veneto che ha visto precipitazioni in anomalia negativa, in alcuni casi quasi la metà delle piogge. Luglio in generale è stato il secondo più piovoso, il più piovoso del 2014. Vediamo agosto per il momento, dall'1 al 21, quindi le prime 2 decadi. Qui influisce tanto il peggioramento che c'è stato proprio in questi ultimi 2 giorni, che ha interessato le province di Padova e Venezia. Vedete sul veneziano abbiamo già superato il triplo delle precipitazioni attese per queste 2 decadi normalmente. Giusto per andare a vedere l'abbinamento fra temperatura media e precipitazione, in questi diagrammi troviamo sull'asse delle Y la temperatura media, sull'asse delle X la precipitazione, e questi cerchi rappresentano diverse annate, e quanto più si allontanano da questi che sono i valori medi, quanto più sono stati estremi. Vedete, maggio è stato leggermente più fresco e molto piovoso, ma comunque entro questa banda colorata che rappresenta la fascia tra il 25esimo e il 75esimo percentile, quindi comunque molto piovoso ma abbastanza nella norma. Giugno invece occupa l'area calda e secca di questo grafico, come piovosità simile, scarsa insomma, simile a quella che avevamo avuto nel 2022, ma temperature ben più alte sia del 2019 che del 2022, leggermente più basse del 2003. Luglio, andiamo dalla parte opposta del grafico, troviamo un mese molto piovoso, siamo ben oltre il 90esimo percentile e secondi solo al 2014, ed è stato comunque più fresco, leggermente più fresco, ma comunque in media. Agosto, in questa prima parte, 2 decadi, si posiziona molto vicino alla norma sia per quanto riguarda le precipitazioni che le temperature. Siamo leggermente sopra per tutte e 2, ma questo è la somma di 2 fasi opposte, diciamo una prima fase a inizio mese molto fresca e piovosa che si collocava da queste parti, e un'altra fase invece secca e calda che si è collocata invece in quest'altra zona. Insieme fanno un mese grosso modo nella norma. Qualche segnalazione di eventi estremi, grandinate. Comincio con questa del 5 giugno, grandine di grosse dimensioni sull'Alto Trevigiano. In questo caso grandine piccola tra le province tra l'est veronese e l'ovest vicentino, anche se con pochi danni. Di nuovo grandine grossa, anche se molto localizzata, sulla zona di Vittorio Veneto il 26 giugno. Tra il 6 e l'8 luglio abbiamo visto un forte peggioramento delle condizioni, non ci sono state grandinate, ma grosse precipitazioni e allagamenti, soprattutto in quest'area dell'Alto Trevigiano. Notare come Vittorio Veneto ha piovuto 10 volte tanto rispetto a quanto si è accumulato a Teolo, ad esempio. 21 luglio un altro passaggio temporalesco sull'Alto Trevigiano con grandine di nuovo di grosse dimensioni, passata fra Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto. 23-24 luglio qualche grandinata sparsa in Valpolicella e precipitazioni abbondanti di nuovo sull'Alto Trevigiano. Questo evento del 27-28 luglio, questa fascia di temporali che è scesa dalle Alpi ha attraversato tutta la pianura orientale, e in nottata quest'altro temporale invece ha investito i colli euganei, portando qualche grandinata anche in questo caso. L'1-2 agosto molte piogge nella fascia che va dal Lago di Garda fino al Padovano, con anche episodi grandinigeni, in particolare nell'ovest vicentino, fra Gambellara e Montebello. In questo caso grandinate abbastanza ingenti ed estese. Anche il 20 e il 21 agosto
questo è l'ultimo peggioramento di ieri, dell'altro ieri. Precipitazioni, in questo caso non ci sono state grandinate, ma piogge intense sull'area proprio tra Padovano e Veneziano con dichiarazione dello stato di emergenza. Io ho concluso questa visione d'insieme appunto sull'andamento meteorologico dell'anno. Passo la parola a Marcuzzo e intanto vi ringrazio. Grazie, grazie. E diamo appunto la parola al dottor Marcuzzo. Chiusura, come diceva prima il dottor Velasco, ciliegina sulla torta. Vediamo quali sono le previsioni per questa vendemmia che è già iniziata, appena iniziata, per il Veneto e un po' il nord-est. Prego, Patrick. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Ok, allora condividiamo lo schermo. Credo anche che vediate la presentazione. Ok, sì, grazie naturalmente per l'invito. Ormai è una consuetudine, ci vediamo qua 2 momenti all'anno con me e faccio un pochettino il resoconto facciamo in realtà perché ciò che vedete è condiviso in particolarmente con il mio collega, il dottor Lucchetta, la situazione dell'anno 2025 dando anche qualche dato previsionale sulla vendemmia della nostra regione. In realtà quello che noi come gruppo facciamo vedere non è altro che il resoconto di una rete eh, scusatemi che... La vede ancora la presentazione? No? La vedete? Sì, la presentazione la vediamo. Ora è ferma su Sì, sì, ok, scusate che ho cliccato una volta in più. In realtà quello che volevo condividere con voi è la rete di tecnici, agronomi, direttori di cantina e di consorzi che con me hanno condiviso un pochettino questa raccolta dati e io ho avuto poi l'onore di elaborare e di presentarvi oggi. Questa è la scheda che invio, è abbastanza semplice, sono 2 facciate, alcuna risposta chiusa, risposta aperta e poi le informazioni che ottengo ve le faccio vedere nelle prossime slide. Inizio subito con una domanda che mi piace fare, insomma, no? Un po' come si definisce questa annata viticola, banalmente dicendo se è favorevole, media o ottima, per la metà degli intervistati è un'annata, insomma, media, anche se poi andremo un pochettino nel dettaglio di questa domanda e la vedremo un po' sotto diverse sfaccettature e capiremo che forse per certi aspetti questa annata si presenta veramente come una delle migliori che anche il mio direttore prima ce lo ricordava, che io possa ricordare. Andando un po' nel dettaglio, un po' come hanno fatto similmente anche chi mi ha preceduto nella zona del Piemonte, della Toscana e via via, parlerò un pochettino della situazione sanitaria e meteorologica, sappiamo come sono intimamente legate un po' con quella che è anche la fisiologia e l'evoluzione delle ampelopatie per quanto riguarda la vite. Innanzitutto la peronospora, vado un po' in ordine cronologico, c'è stato un anticipo delle infezioni primarie quest'anno, sappiamo che eravamo anche un po' in ritardo dal punto di vista fenologico, almeno al germogliamento. Questo anticipo delle infezioni primarie, unite poi a un maggio e luglio molto piovosi, l'abbiamo appena sentito prima da parte del collega dell'ARPA, intervallati da questa fase però fortunatamente asciutta tra la fase di allegagione del grano di pepe che ha ridotto un pochettino le criticità che si stavano manifestando un po' macchie di leopardo nella nostra regione. Luglio, queste piogge che avete visto soprattutto nella parte del Trevigiano, ma anche del Veronese, hanno favorito anche un certo sviluppo vegetativo con la presenza di peronospora su femminelle, però il danno fogliare è contenuto perché appunto c'è una certa abbondanza, un certo motore, una certa potenza da parte dei nostri vigneti, quindi le foglie che erano rimaste comunque hanno sopperito al danno che poteva aver causato la peronospora sulle femminelle. Forse un po' l'assente, anche poi a seguito di questo aumento di temperatura di giugno, è sicuramente l'oidio quest'anno, che non ha fatto per nulla, a parte qualche focolaio sparso. Di contro invece qualche problema, soprattutto nella parte
orientale della regione l'abbiamo avuto per quanto riguarda i marciumi, soprattutto per le varietà più sensibili, che sono poi anche le precoci, come il Pinot e Chardonnay. Fortunatamente abbiamo sentito questa ondata di caldo, questo picco di calore, ondata di caldo di inizio di agosto, che hanno avuto una serie, dal mio punto di vista, di benefici per la nostra viticoltura. In primis ha rallentato l'evoluzione della botrite, l'ha un po' sistemato con le situazioni un pochettino più critiche. Come un interruttore ha in qualche maniera fermato lo sviluppo vegetativo della pianta e da lì è poi iniziata la fase di accumulo zuccherino e poi anche l'attivazione del cosiddetto metabolismo secondario e quindi sostanze aromatiche e soprattutto sostanze coloranti. Della grandine non mi dilungo nel dettaglio delle zone dove ho colpito maggiormente perché l'ho fatto in maniera ampia il collega dell'ARPA. Per quanto riguarda invece le perdite produttive, il 70% degli intervistati lamenta circa una perdita che è contenuta da 0 al 5%. Questo vuol dire che abbiamo avuto un meno 5% nel 70% delle zone viticole, ma di qualche punto percentuale. Assolutamente in linea con le risposte 2024, dunque le perdite eventualmente produttive per grandine sono alquanto limitate, sicuramente molto meno della situazione del 2023. Torno velocemente per quanto riguarda mh, questa parte della relazione, parla un pochettino delle avversità biotiche e abiotiche. Delle biotiche abbiamo già un pochettino parlato, non tratto le gelate che l'abbiamo già fatto durante la prima occasione del trittico. Per quanto riguarda le biotiche, quindi peronospora, già ho parlato prima in maniera abbastanza puntuale. L'unica cosa da aggiungere, si temeva un pochettino la larvata dopo le piogge di luglio, ma fortunatamente questo spesso non è accaduto. Da far notare come quest'anno sia stata comunque una nata ad alta pressione di peronospora, perché già le primarie sono comparse il 29 aprile, qualche giorno prima rispetto al 2024. Questi sono dati del nostro vigneto sperimentale del CREA di Spresiano in provincia di Treviso. Nonostante questo anticipo delle comparse delle primarie, eravamo comunque al germogliamento in ritardo di di circa una settimana rispetto all'anno scorso, quindi è comparsa veramente con un certo anticipo. Nonostante questo, il maggio è stato un po' meno piovoso rispetto all'anno scorso e qualche posizionamento di qualche prodotto di copertura ha sicuramente favorito nel contenere questa ampelopatia che non ha causato grossi danni quest'anno. L'altro aspetto un pochettino più critico invece forse è stata la botrite, soprattutto per il Pinot Grigio. Nel primo trittico dicevamo come i grappoli tutto sommato si presentavano anche abbastanza puliti dagli abbozzi fiorali che sappiamo essere un substrato per questo fungo e anche causare delle lacerazioni all'interno del quale poi il fungo può entrare. Il luglio però è stato caratterizzato da una serie di perturbazioni, di piogge e di umidità che hanno favorito naturalmente l'insorgenza di questo fungo. In agosto le cose si sono abbastanza sistemate, si sono contenuti i danni, questo grazie anche a una sinergia tra agronomi e tecnici che hanno saputo, con prodotti naturali e con tempi di decadenza nulli come bicarbonato, miscele di terpeni, riuscire a contenere l'evoluzione magari di questo fungo. Ulteriore nota positiva, lo ricordava anche l'assessore Cannare prima, ad esempio la DOC delle Venezie, che è il principale contenitore e il principale consorzio che va a tutelare appunto il Pinot Grigio, intelligentemente ha ridotto di mezzo grado, portandolo a 9 per i fermi e l'8,5 per gli sfumanti, del grado minimo di raccolta delle uve. Questo ha permesso magari di raccogliere un po' in anticipo quelle situazioni che si palesavano in maniera un pochettino più critica. Faccio notare un pochettino l'importanza in alcune zone, e anche quest'anno si conferma nuovamente degli interventi di defogliatura meccanica con macchine pneumatiche nella fase di allegagione e vedete qua un po' l'effetto. Queste foto me le ha passate il collega, l'amico, il tecnico Giuseppe Rama. Vedete prima del passaggio della macchina defogliatrice e dopo del passaggio della macchina defogliatrice, vedete come vengono a mancare tutti questi abbozzi fiorali, quindi la pulizia del grappolo qui si presenta molto bene. Queste sono le situazioni nelle quali dove non abbiamo riscontrato quasi un'assenza di marciume sul grappolo.
Continua un po' questa disamina delle avversità biotiche parlando, la prossima domanda è stato il livello di incidenza e presenza rispetto alla passata stagione. Su Botrytis e Peronospora ormai credo di aver detto già abbastanza. Per quanto riguarda la flavescenza, il 60% degli intervistati quest'anno nota una situazione migliore rispetto alla passata stagione, cioè abbiamo minore presenza di piante sintomatiche, quindi bene, stiamo andando nella direzione giusta, anche se soprattutto nelle aziende un pochettino più dimensionate, magari nei territori di pianura, ci sono ancora dei focolai presenti che necessitano di monitorazione e di attenzione secondo anche quelli che sono i decreti di lotta obbligatoria della Regione Veneto. Per quanto riguarda il Mar dell'Esca, invece, che c'è una recrudescenza un po' in tutti i territori, ehm, sia per quanto riguarda la parte orientale e la parte occidentale, le varietà più sensibili le conosciamo, Glera e Corvina in primis, e soprattutto a seguito anche di questa ondata di calore che abbiamo appena assistito ad agosto, c'è stata una recrudescenza di questo complesso di funghi. Quindi per il 60% degli intervistati c'è stata una situazione di ritorno di manifestazioni superiori rispetto alla passata stagione. Se da un lato chiedevamo di fotografare l'annata, da un lato ho anche chiesto qual è il livello di preoccupazione per una serie di avversità biotiche che si presentano nei nostri vigneti, tralasciando naturalmente quelle che ormai classiche conosciamo da anni, botrite, peronospora, idio, che sono molto legate all'andamento climatico. Abbiamo chiesto un po' la situazione per quanto riguarda la flavescenza, martellesca, cocciniglia, tignola, tignoletta, quelle che preoccupano un pochettino di più nel prossimo futuro. Rimane ancora in vetta come livello di preoccupazione della fluorescenza maderesca, un appunto sulla cocciniglia che sembrerebbe destare non poche preoccupazioni ai nostri viticoltori, in particolare anche per la revoca dello spirotetramat da quest'anno, che era un presidio, un fitofarmaco veramente importante nel contenimento di questi insetti. Adesso ho finito la prima parte dell'avversità, parlo un pochettino della situazione della qualità e poi chiudo con la parte delle rese. Per quanto riguarda la qualità delle uve bacca bianca nella zona di Vicenza e Verona, bene la zona del Soave, con la Gargana che veramente si presenta in ottime condizioni, una nata veramente di livello molto alto, la zona dei Colli Iberici, Gambellara, una parte della Durella, bene anche qui. Bene anche per il resto della provincia di Vicenza, una qualità buona rispetto alla passata stagione, a parità di contenuto zuccherino abbiamo quest'anno dei pH un pochettino più bassi. Questo equilibrio tra zuccheri e acidi spostato verso gli acidi è un elemento caratteristico di questa annata. Attenzione, il monitoraggio dello stato sanitario, soprattutto a seguito di ultime piogge, quelle che si sono riversate ieri e l'altro ieri in regione, perché tende un pochettino a proliferare il problema dei marciumi. Per quanto riguarda le uve bacca nera, nella zona Valpolicella la maturazione è in anticipo quest'anno, è in anticipo in realtà un po' per tutte le varietà, diversamente da quanto dicevamo in occasione del primo trittico. Avevamo una fioritura leggermente in ritardo, ma poi c'è stato una rispetto alla passata stagione, naturalmente parlo sempre, poi c'è stata un'accelerazione nella fenologia della pianta, oggi ci troviamo 3-4 giorni circa in anticipo rispetto alla passata stagione. Anche in Valpolicella, nonostante questo, abbiamo un buon grado zuccherino, dei buoni contenuti anche di sostanza colorante, da far notare un po' dei grappoli un pochettino più spargoli nelle aree più vocate, nella collina e nell'alta collina, quindi questo naturalmente è una nota positiva, e sappiamo come vada a giovare per quanto riguarda poi il successivo processo di appossimento che sono sottoposte queste cultivar. Buone anche le prospettive per quanto riguarda l'area del Vicentino. Per quanto riguarda la parte del Trevigiano, Padovano e Veneziano, quindi parliamo di Glera e Pinot Grigio in questo caso, ottima la qualità per la Glera, una maturazione anche qua in anticipo di 3-4 giorni con acidità più elevate e a parità di contenuti zuccherini. Buone anche buona anche per le varietà precoci, questo equilibrio zucchero-acido è buono anche per le varietà precoci, però da monitorare lo stato sanitario abbiamo visto come questa parte della regione sia stata particolarmente interessata da fenomeni piovosi più che la parte del Veronese, quindi in questo caso i marciumi sono un pochettino più presenti, anche se fortunatamente si sono un pochettino leniti, è un pochettino più irregolare la maturazione all'interno del vigneto e anche all'interno della zona.
Fondamentale l'abbassamento termico delle giornate, questo per preservare i precursori aromatici e anche naturalmente per stimolarli ulteriori, la sintesi di ulteriore. Sulle uve bacca nera, questa parte della regione è diventata più un distretto di vini a bacca bianca, e comunque la situazione è da buona a ottima. Un piccolo dettaglio qualitativo per quanto riguarda la glera: queste sono la media dei dati qualitativi di mostri in diversi vigneti ad occhio prosecco. Ho fatto un raffronto tra il 2024 e il 2025, vedete come alla data di ieri avevamo lo stesso contenuto acido, però quest'anno ci ritroviamo a avere circa 0,7-0,8 gradi babbo in più rispetto alla passata stagione, quindi questo a conferma di quanto dicevamo prima e quindi del buon equilibrio zuccheri acidi di mostri di quest'anno. Per quanto riguarda i dati di raccolta, il Pinot Grigio, di fatto siamo verso la coda per l'area del Veronese e anche per l'area del Vicentino. Siamo più o meno, abbiamo raccolto un terzo circa per quanto riguarda l'area del Padovano, del Trevigiano, e quindi ho messo ieri come la data media di raccolta. Prevedo settimana prossima sarà sicuramente il momento dello Chardonnay, poi il 10 settembre più o meno Glera e Merlot, il 15 la Corvina e il 17 a chiudere un pochettino la Gargane. Queste naturalmente sono date medie di raccolta. Chi fa base su Manti naturalmente per Gargane, ad esempio, potrebbe anche iniziare già dalla prossima settimana o al massimo addirittura la prima di settembre. Queste sono naturalmente date medie di raccolta. Inizia un pochettino il capitolo ora delle rese produttive, di come stanno andando un po', di come è prevista la resa quest'anno. Sappiamo come la resa sia un insieme, farla a livello regionale è abbastanza difficile perché dobbiamo mettere insieme una serie di aspetti legati alle calamità meteoriche, agli aspetti fisiologici e agli aspetti patologici. Quindi inizio con quelli che sono gli eventuali ammanchi produttivi per eventi meteorologi, come ad esempio la grandine. Quest'anno siamo assolutamente in linea con la passata stagione. Per quanto riguarda la peronospora, per il 50% dei intervistati non abbiamo alcuna perdita e limitata per l'altra metà circa. Sicuramente una situazione molto più positiva per la peronospora rispetto alla passata stagione. Per la grandine, come avevo detto prima, avevo già fatto vedere come in realtà siamo in linea con il 2024. Per quanto riguarda lo stress idrico, bene sia in pianura sia in collina, solo da notare qualche situazione un pochettino più critica nella zona dei Colli Urbani e dei Colli Perici, e anche nella ondata di calore di fine giugno nella parte del Veronese qualche problemino l'ho dato nei vigneti non irrigati, e sappiamo come sia particolarmente critica quella fase perché l'acino è in intensa attività moltiplicativa e quindi uno stress idrico in quella parte può in qualche maniera andare a diminuire le rese previste. Entro un pochettino nel dettaglio delle singole denominazioni, parto dalla Soave. Ho fatto una piccola tabella ripilogando quelle che sono le cosiddette misure di governo delle produzioni, quindi cosa intendono fare i consorzi. Per il Soave c'è un mantenimento della resa massima a 135 quintali ettaro come nella passata stagione, non è previsto stoccaggio amministrativo. Per quanto riguarda la Garganega, la resa si prevede in leggero aumento sia per la maggiore fertilità che per la maggiore percentuale di irrigazione. C'è una certa anche riserva idrica e quindi abbiamo anche un maggiore peso dell'acino. Per quanto riguarda la Corvina, anche qui naturalmente le rese vanno anche un pochettino, il motivo per il quale faccio vedere anche quello che è il cosiddetto governo delle produzioni, ovvero le misure che adottano i consorzi, è perché le rese vanno un po' di pari passo, la situazione agronomica va di pari passo anche alle scelte che attuano i singoli consorzi. Vedete come sia Valpolicella e Bardolino hanno una resa massima di 100 quintali ettaro, uno stoccaggio amministrativo di 40 quintali per la Valpolicella e del 20 per il Bardolino. Per quanto riguarda la Corvina, mettendo più o meno una situazione abbastanza stabile rispetto alla passata stagione, il peso dell'acino quest'anno è un pochettino più elevato, però mi riferiscono alla rete, abbiamo una minore fertilità, quindi un po' meno grappoli, abbiamo un po' il problema della gestione delle falanze, di colpi apoplettici dovuti alle falanze, soprattutto di Madelesca. Se usciamo un pochettino dal mondo Corvina,
pur rappresentando il 60-65% della base ampelografica, sul corvinone le attese delle previsioni di resa sono un pochettino più elevate rispetto alla corvina, anche per la rondinella. Per il Pinot Grigio abbiamo già un pochettino trattato durante l'excursus prima. Qua, per quanto riguarda la DOC delle Venezie, è previsto quest'anno un aumento della resa massima che passa dai 140 ai 150 quintali ettaro e uno staccaggio amministrativo di 20 quintali ettaro. La situazione è abbastanza variegata all'interno della regione, un pochettino a macchia del reparto. La resa è prevista un pochettino in diminuzione o quantomeno stazionaria secondo appunto delle zone. Ci sono gli acidi un pochettino più pesanti rispetto alla passata stagione, però gli ammanchi produttivi per gli attacchi di botryte possono rivedere a ribasso la stima delle rese e anche la minore fertilità. Non credo che ci siano problemi ad arrivare alla resa dei 150 quintali ettaro. Mi dicono sono un po' più difficile per molte aziende arrivare ad avere anche lo stoccaggio dei 20 quintali ulteriori. Per quanto riguarda il mondo glera, quindi le tre dominazioni più importanti, le tre denominazioni, la DOC e le due DOCG. Le due DOCG nulla cambia rispetto alla passata stagione. Per quanto riguarda la DOC i cambiamenti più importanti è la quota di attingimento, se rimane inalterata resa e stoccaggio amministrativo, l'attingimento, quindi gli ettari nuovi che possono essere rivendicati ad DOC Prosecco, passano da 3.009 a 6.009. Quindi per questa DOC sicuramente assisteremo a una maggiore disponibilità di prodotto nel mercato rispetto alla passata stagione. Per quanto riguarda la glera a terra, abbiamo quest'anno una maggiore fertilità e anche un'assenza di grandine rispetto alla passata stagione, in particolare per le province di Padova e Vicenza, e quindi per questi motivi si prevede una resa un pochettino più elevata per questa cultivar. In provincia di Treviso c'è una maggiore variabilità produttiva tra i vigneti, dovuta naturalmente alle fallanze. Qui si sommano le fallanze di Flavescenza a quelle di Maldellesca. C'è anche un incremento delle superfici interessate a nuovi impianti di glera, non da quest'anno, anche dall'anno scorso, e quindi questo ulteriormente tenderà ad incrementare la disponibilità di questo prodotto. Con questa slide ho voluto fare un pochettino il sunto di quelli che sono stati gli aspetti principali che hanno determinato e che vanno a determinare la stima delle rese produttive per quest'annata. Quindi riporto un pochettino l'elenco, faccio un po' una sintesi di quanto ho detto in maniera più esaustiva finora. Sappiamo come le rese sono influenzate naturalmente da quelli che sono gli eventi calamitosi come le gelate e gli eventi grandinissimi. Quest'anno abbiamo avuto meno gelate rispetto al 2024, dunque per questo motivo mi aspetto rispetto alla passata stagione un aumento di resa. Per quanto riguarda le grandine siamo assolutamente in linea rispetto al 2024. Per quanto riguarda gli aspetti fisiologici, quindi fertilità, numero di grappoli per pianta, peso dell'acino, quest'anno siamo su livelli un pochettino, in generale non parlo di singola varietà, parlo in generale, livelli un pochettino più elevati rispetto alla passata stagione. La legagione siamo in linea con la passata stagione. La pressione peronospora, seppur alta, quest'anno i danni sono stati più contenuti, lo abbiamo anche sentito in altri territori nel Piemonte, a Lombardia, ma anche in Francia stessa, nel sud Italia. La pressione peronospora, noi siamo anche forse come Regione Veneto un pochettino più abituati a lottare contro questo patogeno. Comunque la pressione, i danni causati dalla peronospora quest'anno sono un pochettino più bassi, quindi anche per questa ragione prevedo una resa leggermente più elevata. Per quanto riguarda le fallanze da flavescenza maldellesca, abbiamo avuto diversi problemi e parlo soprattutto della zona per quanto riguarda il mondo glera e anche corvina, quindi abbiamo vigneti con discrete fallanze, quindi vanno un pochettino a rivedere a ribasso la produzione di quest'anno rispetto all'anno scorso. Anche per la botrite qualche manco produttivo c'è stato. In definitiva questa è un pochettino la slide che facevo vedere l'anno scorso. Queste sono le produzioni di uva dal 2019 al 2023 in Regione Veneto, espresse in tonnellate di uva. L'anno scorso facevo vedere questa slide, prevedevamo una forbice variabile dal 1.320.000 a 1.420.000 tonnellate. Abbiamo chiuso con le 1.374.000 circa tonnellate, come ha fatto vedere un po'
in occasione dell'ultimo trittico il dottor Barasciutti della Regione Veneto. Quest'anno, quindi questo un po' anche a conferma della bontà del modello e della modalità con la quale noi cerchiamo di darvi queste informazioni. Quest'anno, sulla base di quanto detto, mi attendo una produzione variabile tra minimo come l'anno scorso, arrivare al massimo a 1.450.000 tonnellate. Siamo più in linea con le annate 2020 e 2021, non arriveremo, credo, sulla base delle considerazioni fatte sia tramite schede sia tramite telefonate al 1.500.000 del 2022, ci attesteremo sui livelli del 2020-2021, forse qualcosa in più. In linea con queste mie previsioni, queste nostre previsioni, anche la regione Trentino Alto Adige e le sue due province autonome, quella di Bolzano e quella di Trento. Questi dati mi sono forniti da Veneto Agricoltura, con i quali io ho avuto l'onere e l'onore poi di riportarvi, di farvi vedere oggi. Quindi sia per Bolzano che per Trento vediamo una resa attesa per il 2025 di qualche punto percentuale superiore. Per Trento la maggiore produzione è legata ai minori attacchi di peronospora nel 2025 rispetto alla scorsa stagione, invece per Bolzano una maggiore fertilità, i grappoli sono anche un pochettino più spargoli e c'è anche l'entrata in produzione di nuovi vigneti. Questa è la base ampelografica dei quattro vitigni che vengono espressi per Bolzano e per Trento. Il Friuli Venezia Giulia è sulla stessa linea d'onda del Veneto e delle due province autonome. Sembrerebbe un'annata anche qua con delle rese attese in aumento rispetto alla passata stagione, a toccare le 400.000 tonnellate, come anche i nostri vicini del Friuli Venezia Giulia hanno un certo anticipo di maturazione, in particolare per la fase di invaiatura. L'aumento di produzione è generalizzato in tutte le cultivar, tranne che nelle precoci, a causa appunto dei problemi di botrytis di marciumi. E gli aumenti di resa previsti sono legati alla ripresa dei vigneti a seguito dei danni dalle grandine nel 2023. L'anno scorso ancora c'erano delle zone che pativano gli effetti nefasti delle grandine nel 2023. Torno un po', questa era la mia ultima slide, mi collego solo velocemente alla prima che facevo vedere, che dicevamo che era da considerarsi questa come un'annata media. Io credo che quella risposta di annata media sia un pochettino legata ai problemi forse avuti parzialmente, che poi si sono anche risolti per le varietà precoci. Però io credo che questa sia veramente un'ottima annata, sia dal punto di vista dell'equilibrio zuccheri-acidi per le varietà bianche, sia anche per la capacità e la quantità di sostanze coloranti, in particolare per quanto riguarda l'area del Veronese e della Corvina. Quindi l'annata si presenta bene, anche le prospettive di resa sono buone, e io con questo chiudo e vi auguro a tutti una buona vendemmia. Bene, grazie. Grazie Patrick, grazie al dottor Marcuzzo, al CREA per questa analisi, per queste previsioni. Io ringrazio tutte le persone collegate, siamo ancora a 103 persone collegate in questo momento, e darei spazio a delle domande se ci sono. I relatori mi sembrano ancora tutti collegati. Do il benvenuto, mi fanno notare che si è collegato anche il dottor Masi, che ringrazio ancora per il contributo che ci ha dato per la regione Puglia. Se ci sono delle domande, volentieri accendete il microfono, magari anche la videocamera, e se vi presentate e poi potete fare tranquillamente la domanda. Mi pare che sia tutto chiaro, quindi se non ci sono domande, possiamo chiudere il nostro
secondo appuntamento. Guardo in chat se ci sono domande, no, non mi sembra. Bene, quindi possiamo chiudere questo secondo appuntamento. Ricordo che tutto il materiale sarà disponibile già tra poco sul sito di Veneto Agricoltura. Ci sarà una relazione dettagliata con i dati che sono stati presentati. Saranno disponibili le relazioni che sono state presentate oggi. Alessandra, scusami, ti interrompo solo un attimo per dirti che in chat è arrivata una domanda, chiedono se ci sono dati per biologico. Ok. Non so se qualcuno dei relatori vuole rispondere per quanto riguarda i dati sul biologico. Sì, posso fare io una breve riflessione. Io non ho dei dati puntuali per quanto riguarda le superfici e quindi quello che è la rivendita delle superfici. Posso solo dire che rispetto alla passata stagione, pur presentandosi la primaria, in particolare la peronospora, prima quest'anno ci sono state anche delle finestre temporali che hanno permesso un'adeguata copertura dei vigneti rispetto alla passata stagione, quindi quei danni che abbiamo avuto l'anno scorso di peronospora, quegli ammanchi produttivi che abbiamo avuto l'anno scorso sul biologico, quest'anno non sono stati registrati, quindi dal punto di vista delle rese bene, e per quanto riguarda la qualità credo che siamo in linea con quanto detto per la viticoltura convenzionale o integrata. Sulle superfici io non ho numeri, ecco. Ok, magari rimandiamo al rapporto che verrà pubblicato più tardi perché appunto lì era stato fatto un piccolo approfondimento anche riguardo alla parte biologica. Se non ci sono altre domande, Posso chiedere una cosa? Sì, certo. Sì, sono Gianmaria Pittorna del Giornale di Vicenza. Mi scuso, mi sono collegato in ritardo, forse ho perso la prima parte. Volevo chiedere se si è parlato dell'argomento del giorno, insomma, di questo periodo di dazi, dell'influenza che avranno sul vino, se c'è qualche stima su quanto questo inciderà per quanto riguarda l'export veneto e se anche per il vino, così come stanno facendo altre produzioni, non solo agroalimentari, si pensa ad altri mercati per cercare anche di risolvere il problema dell'invenduto, ecco, di cui si accennava anche prima. Ok, allora visto che non so se c'è qualche relatore presente che vuole dare risposta. Allora, stamattina sì, il discorso dei dazi ovviamente è stato evidenziato sia dall'assessore Caner che dal dottor Velasco, insomma dalle relazioni iniziali e anche dalle relazioni, diciamo, è stata una delle preoccupazioni principali anche da parte degli operatori di Francia e Spagna che hanno mandato la loro appunto relazione sullo stato produttivo appunto delle rispettive nazioni. È un problema che si sente ed è diciamo la principale preoccupazione da qui in avanti, visto che comunque anche gli stock sono elevati, la produzione è prevista in aumento, quindi diciamo che si confida molto nella capacità commerciale delle nostre imprese agricole di trovare altri sbocchi commerciali, perché comunque gli Stati Uniti sono sì un mercato importante anche per il Veneto, indubbiamente, ma bisogna cominciare a iniziare ad indagare anche altri mercati e molte aziende si stanno muovendo in tal senso già da un po', almeno dalle rilevazioni che abbiamo avuto anche come osservatorio economico agroalimentare. Abbiamo pubblicato da poco un report Dazi che adesso non ho sotto mano, che però insomma fa vedere che la situazione, nonostante tutto, in questo momento è ancora tanto variabile. Cioè, c'è stato un aumento ovviamente di esportazioni in vista dell'avvio dei dazi, per cui molte sono state le vendite
nell'ultimo anno proprio per paura dell'avvio dei dazi. Adesso bisogna capire un attimo da qui in avanti come ci si potrà muovere e, come diceva anche l'assessore, gli effetti che il pacchetto vino, gli effetti che il pacchetto vino messo in piedi appunto dall'Unione Europea produrrà sul nostro settore. E ci siamo dati appuntamento con il terzo incontro del trittico vitivinicolo che faremo a dicembre o primissimi di gennaio, che è dedicato appunto normalmente alla parte di commercializzazione, export, eccetera, per approfondire queste tematiche e fare una valutazione dei primi effetti di queste normative e capire un po' anche con gli operatori come hanno intenzione di muoversi in funzione anche di queste normative che stanno uscendo proprio in questi giorni, in questo periodo. Non so se qualche relatore vuole integrare quello che ho detto, volentieri. Bene. Ci sono altre domande? Vi do appuntamento al terzo incontro del trittico vitivinicolo e appunto sarà in presenza come lo scorso anno. La location da definire ovviamente unitamente alla Regione Veneto e con gli altri ovviamente istituti che collaborano con noi, appunto CREA, ARPAV, Regione del Veneto, che ringrazio ancora per il supporto, la collaborazione, per l'organizzazione di questo incontro. Permettetemi di ringraziare il gruppo di lavoro della mia direzione, della mia unità organizzativa, perché effettivamente organizzare questi incontri in periodo estivo, giugno e agosto, non è proprio, diciamo, agevole, anche perché insomma bisogna recuperare le persone, eccetera, però i relatori e così via, però insomma la squadra funziona e ringrazio tutti i relatori e tutti, anche quelli da remoto, che hanno contribuito con i loro video, perché ovviamente il settore agricolo è così: quando la produzione arriva dobbiamo essere lì sul pezzo, presenti, e di conseguenza ringrazio veramente tutti per il supporto anche in questo periodo. Ci vediamo quindi a dicembre, speriamo. Se non è dicembre, i primi di gennaio, dipende molto da quando saranno pronti i dati di Avepa, perché in quell'occasione faremo anche il consuntivo della vendemmia, oltre che appunto parlare un po' degli aspetti più prettamente commerciali, e di conseguenza dobbiamo valutare un attimo il periodo migliore in cui queste informazioni saranno disponibili. Ringrazio nuovamente tutti per aver avuto pazienza fino a questo punto dell'evento, e comunque rimaniamo a disposizione se ci sono altre domande o avete bisogno di informazioni. I riferimenti sono quelli che avete trovato nella locandina, scriveteci tranquillamente. Grazie a tutti, arrivederci.